Amici bellini, come al solito ci incontriamo in serale per capire se ci sono state novità, ci sono stati dei pressing, ma adesso si parla di pressing, cioè la spinta, il tirare verso la conclusione di alcune trattative che conosciamo oramai a memoria, più delle novità importanti per quanto riguarda la Serie A. Cominciamo! Allora, diamo il benvenuto a Giuseppe Ruggiero e a tutti i nuovi iscritti. Lo so, non è facile, ma se voi vi iscrivete con fiducia, anche quando non ci sono notifiche, perché posso mai fare un video, sta per arrivare buongiorno, è roba di Twix, perché senza impegno uno dice si stanno avvicinando, si stanno incontrando di nuovo, basta che si incontrino, lasciate il like così si sblocca, ad ogni like si sblocca una trattativa e sappiamo quelle che sono in piedi, oltre ad Hermoso, che teniamo sempre in considerazione. Buongiorno, di qualcuno, Marco Giordano ha detto manca solo l'intesa col calciatore e col Torino, e allora manca tutto se è così, mentre altri dicono che è praticamente già fatta da tempo, alcuni dicono che c'è l'accordo col calciatore ma manca l'accordo col Torino, alcuni dicono che c'è l'accordo col Torino ma col calciatore bisogna definire l'eventuale clausola rescissoria, ognuno dice la sua, noi non possiamo far altro che aspettare e valutare ad operazione finita. Operazione che sembra più vicina perché? Perché non parliamo di grandi commissioni tipo Hermoso e non parliamo di trattative con altre squadre, potrebbe essere Spinazzola. Ne abbiamo già parlato, video dove abbiamo affrontato anche la questione infortuni. Se vi interessa lo trovate, non posso fare il doppio video uguale. Per quanto riguarda Spinazzola, da considerare però sempre per quella fascia sinistra, se ti dà dei dubbi a livello fisico, cioè dice che può fare 34-35 partite, ci ragioni, se stai ragionando su Olivera Braccetto. Questo è il discorso che purtroppo ci deve solamente fare con la prossima conferenza di Conte, mi pare il 13 luglio, una cosa del genere. Fategli le domande sui calciatori, l'ha chiesto pure del genere. Fate le domande sui calciatori e noi cominciamo a capire delle cose, ci risolviamo dei dubbi. Zerbin lo vedi sottopunta, lo vedi esterno d'attacco, lo vedi esterno difensivo, insomma capiamo, perché altrimenti parliamo a vanvera. Non è a vanvera il discorso sulla Serie A, perché domani ci sono i calendari. Ovviamente voi nei commenti mi dovete scrivere la prima giornata del Napoli, quale sarà. Ci buttiamo a indovinare, ci possiamo buttare a indovinare. Napoli-Torino, l'ho detta così, o Torino-Napoli, non lo so se già si sa le trasferte così, ma una cosa si sa, oltre all'alternanza assoluta, ovviamente delle squadre che condividono uno stadio o comunque vicinanza estrema, Inter-Milan si devono alternare in casa e in trasferta, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina, e fin qui ci siamo. Asimmetria ancora una volta, quindi il girone d'andata sarà diverso dal girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno con la medesima avversaria. L'obiettivo, vediamo qua, è rispettare sempre, l'obiettivo è raggiungere dal calendario, rispettare sempre un crescente numero di concomitanze legate a regioni di ordine pubblico, competizioni europee, e questo non ci interessa più, e infatti c'è una cosa che insomma non è bellissima per noi e ci arriviamo: i derby calendarizzati non ci possono essere alla prima, all'ultima giornata e nel turno infrasettimana. Squadre partecipanti alle competizioni europee non si possono incontrare. Questa è la cosa che ci riguarda proprio perché non ci riguarda. Le gare partecipanti tra squadre partecipanti alle competizioni europee non si incontrano quelle che stanno partecipando alla Champions League e all'Europa League e alla Conference League nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35, comprese tra due turni di competizioni UEFA back to back. Non si incontrano tra di loro, che significa che le possiamo incontrare noi, il che sono squadre che sappiamo che se stanno in Champions in Europa così vuol dire che hanno fatto meglio di noi, vuol dire che sono le squadre, non dico le 18 sorelle che partecipano alla lotta per il titolo, ma c'è più possibilità che le incontriamo noi. Voi mi direte ma peggio per loro, perché loro hanno la cosa hanno l'incontro europeo e fanno turnover. Non lo so, io il discorso le dobbiamo incontrare prima o poi tutte non mi convince tantissimo. Il quando è importante, il quando le incontri, e secondo me, visto che abbiamo stabilito che l'Europa ti toglie punti ma fino a un certo punto, ho paura che quando poi le incontriamo
si fanno i discorsi, vabbè, quelli hanno già la testa all'Europa e le sottovaluti, ma con Conte non sottovaluteremo proprio niente. Più che altro le possiamo incontrare tutte queste qua, e quindi vabbè, ma prima o poi le incontreremo. Oltretutto non ci sarà la sosta invernale. Nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio. Questa cosa cambia poco a me, anche perché queste sono feste comandate più per l'Italia che per New York. Quello che forse è più importante capire è che ci sono delle differenze, proprio nuove regole arbitrali di poco conto onestamente, però ce n'è una interessante. Si parla di sesto cambio, di rigori e la famosa pausa calma. Allora, prima di tutto, solamente i capitani possono parlare con l'arbitro. Voglio proprio vedere gli accerchiamenti soliti delle squadre, con tutti quanti che vanno a quanti cartellini gialli vorranno. Voglio proprio vederla questa cosa qua. Per i portieri è stato aumentato da 6 a 8 secondi il tempo limite per tenere il pallone, quindi possono perdere più tempo fondamentalmente. Trascorso tale tempo, l'arbitro combinerà un calcio di punizione in diretta per la squadra avversaria. Anche questo voglio proprio vederlo. Tripla novità sul calcio di rigore: il fallo di mano che evita una segnatura non viene più punito con il rosso. Se il tocco è volontario è rosso e viene espulso. Se è involontario ma punibile verrà ammonito. Inoltre il pallone dovrà essere posizionato in modo che tocchi una parte del centro del dischetto. Anche quando battono i calci d'angolo la mettono sempre proprio al limite, che tocca proprio l'aria giusto un pochino, ma mettetela bene la palla. Quindi anche per il rigore sarà così. E il tiro verrà ripetuto soltanto se chi fa invasione prima della battuta impatta poi sulla successiva azione. Quindi questo ci porterà a una caciara incredibile. Questa cosa la potevano evitare, bastava dire: se tu hai invaso e hai distratto, hai evitato che un altro può entrare prima di te in aria. Se sta invadendo, quindi questa cosa qua non mi piace affatto, perché ci sarà caciara. E poi ci aggiungiamo come funziona il cooling off period. Prima di tutto, sesta sostituzione solamente se un calciatore ha subito una commozione cerebrale, quindi un colpo alla testa, e sono già stati utilizzati i 5 cambi. Insomma, nel finale di partita, se succede una cosa, lo puoi sostituire. E poi ci aggiungiamo questa pausa calma. Qualora la partita si accenda nei toni e ci siano battibecchi o addirittura risse, l'arbitro potrà sospendere il gioco e invitare i capitani e l'allenatore a richiamare tutta la squadra nella rispettiva area tecnica affinché venga riportata la calma tra i calciatori prima della ripresa di gioco. Una sorta di time out che si va ad aggiungere a alcuni break nei periodi di caldo eccessivo. Cioè, noi non puntiamo a migliorare le cose e a far sì, guarda, non può proprio scattare la rissa, perché a livello culturale voi vi dovete dare una calmata e dobbiamo offrire uno spettacolo di calcio. No, noi lo prevediamo che accade una rissa, e nel caso della rissa andatevi un attimo nell'angolino, calmatevi e poi ricominciamo. Vedete che io certe cose, vabbè, forse danno fastidio solamente a me, ma questo è il modo in cui affrontiamo i problemi. Invece di risolverli, troviamo una punizioncina che poi non è nemmeno punitiva, è semplicemente ti calmi e poi ricominci uguale. Vabbè. Quindi questo è quanto è successo, dopodiché mi stavo divertendo, visto che vi ho detto più volte che Lukaku non è il mio preferito. Io vorrei uno affamato, no? In stile Cavani, no? Che sta uscendo dal fuoco, che si vuole mangiare il campo, e lo trovi e se lo mangia. Osimhen uguale, affamatissimo, lo trovi, cresce e te lo sei ritrovato. Uno giovane che esce dal fuoco, che magari non conosce nessuno e che però ha queste caratteristiche, sarebbe per me l'ideale, più di uno che è una certezza Lukaku, che però verso il viale del tramonto sbaglia un numero di gol importanti e sappiamo come mormora il San Paolo Maradona, che va tenuto sotto controllo fisicamente, perché va tutto sul fisico, molto meno sulla tecnica individuale. E qui, se fisicamente sta bene, ottimo, fa reparto da solo, ti mantiene 4 difensori, tutti che si inseriscono. Chi si inserisce? Cagliuste? Vediamo chi si deve inserire. Però gli inserimenti, magari si inserisce Ngong, benissimo. E allora lì hai fatto una grande operazione anche per far fare gol, perché questa classifica dell'anno che è finito ci fa notare che effettivamente Lukaku 38 gol tra gol e assist, quindi il contributo gol li ha fatti fare, no? E quindi non male, questi sono numeri da tenere presente. Vediamo se fisicamente ci sta, vediamo di non svenarci. Io mi rendo conto di una cosa, che se non arrivano le offerte arabe per Osimhen, perché adesso Pioli è andato là, quindi
ve lo dico subito, mi contatterete in privato, quando usciranno tutti i giocatori della Serie A, del Milan, ma anche qualcuno del Napoli, linkati a Pioli, offerta araba perché Pioli lo vuole, e quindi si parlerà, ovviamente sarà più una roba per il Milan, ma non escludo che si farà qualche nome di giocatori del Napoli, anche per quanto riguarda Pioli. In Arabia Saudita pare che piglia 12-18 milioni all'anno, una cosa incredibile. Però io, ecco, se questa cosa è effettivamente confermata, io fossi un giocatore, io andrei dalla gente di Pioli e dico: tu mi devi rappresentare, tu che sei riuscito a prendere 18 milioni in Arabia Saudita. Sì, Pioli è un allenatore ancora nel pieno della cosa, non è a fine carriera, però 18 milioni, sei praticamente il secondo più pagato nella storia. Due sono le cose: o non era così scarso come è stato dipinto in Italia dai tifosi del Milan e tutti gli altri che volevano evitare Pioli, o questo agente è un genio. E ho cercato proprio per capire, Valerio Giuffrida, poi mi date conferme voi, è lui. Ad oggi c'è bisogno di prudente. Dalle notizie che abbiamo sappiamo che De Laurentiis ha incontrato chi gestisce Pioli, ovvero il procuratore Giuffrida, e un principio di accordo sulle linee guida c'era questa 8 maggio dove Pioli in pole position. Io, altro che Giuffrida, andrei da Giuffrida, un genio. Quindi questo è, si avvicina Spinazzola perché la gente non lo ha negato, ha detto è più di un rumor, ci stiamo effettivamente mettendo d'accordo, quindi è più facile che si chiuda prima Spinazzola e che possa essere ufficiale Spinazzola che non Buongiorno ed Hermoso. Aspettiamo comunque l'ufficialità di Marin, che ancora non è arrivata, aspettiamo le magliette e aspettiamo tutta una serie di cose. Tra le altre notizie che abbiamo ricevuto oggi, le giornate per le prime amichevoli contro la Naune e contro il Mantova, se non sbaglio. Me l'ero anche iscritta a luglio, il 16 luglio, ovviamente, il 16 luglio la prima con la Naune e il 20 contro il Mantova, biglietti a 22 euro, 16 euro la curva. Io spero con tutto il mio cuore quelli che stanno là, tu vuoi andare a vedere, vuoi avere l'impatto con Conte, capisco che tu sfrutti questa cosa, ci saranno dei posti anche limitati, quindi ovviamente alzi il prezzo perché la richiesta è assai, la disponibilità è poca e quindi il prezzo sale. E la metti di nuovo a 10 euro a pagamento che io non la posso vedere all'estero? Ti prego, presidente, ti prego, sfrutta il tuo canale YouTube, schizzano gli iscritti a 1000, sei quasi a 300.000 e non riesci a... Dai! Canale YouTube, l'hai detto tu, il calcio deve essere gratis, fallo, così anche quelli che ti dicono lucra sulla nostra passione non ti possono più dire nulla. Da New York, Valerio Fruta è tutto, Spinazzola, vediamo Lukaku, perché se rientra con questa storia di Osimhen, che io... onestamente ne abbiamo parlato anche ieri, lasciate i like finali perché 45 milioni pure va bene.